in Indonesia, a cui io non avevo visto, è aggiunto un altro terremoto di 6.6 al largo della costa occidentale dell'Australia. Quindi in effetti oggi due forti terremoti hanno colpito l'anello del fuoco del Pacifico, quindi diciamo che ancora tuttora ci sono tremori in tutti i due, diciamo, continenti. In effetti sia in Indonesia che in Australia ci sono ancora molte scosse di assestamento, però fortunatamente, come avevo detto e come avevo promesso che facevo un aggiornamento, non ci risultano danni a persone e cose, quindi perlomeno non ci stanno, diciamo, feriti per quanto riguarda le ultime 2 ore, quindi diciamo verso le 15 è l'ultimo aggiornamento, quindi non ci sono, diciamo, feriti oppure case crollate, queste cose così. La cosa che ha in comune tutti e due i terremoti è che hanno avuto lo stesso, diciamo, sembra strano, la stessa profondità. In effetti in tutti e due i terremoti ci sono i 10 km di profondità, sia nell'uno che nell'altro, quindi molto alto a livello di pericolo. Quindi solo 10 km di profondità avevano pensato che ci fosse stato qualcosa di molto di più di quello che si pensava, però non ci sono ancora perlomeno segnalazioni di danni alle infrastrutture, diciamo, case. La gente fortunatamente è andata via dalle case, quindi e quelli che stavano vicino alle cose hanno iniziato a spostarsi su un terreno, diciamo, più alto, quindi in effetti non c'è stato fino adesso nessun ferito oppure. Oh, ciao Alessandro. Quindi non ci sono feriti, non ci sono danni. Quindi ragazzi, due forti scosse di terremoto che hanno colpito, diciamo, il nostro pianeta. Quindi uno di 7,3 di 10 km di profondità e uno di 6,6 in Australia, lo stesso di 10 km di profondità. Quindi in effetti hanno la stessa, diciamo, profondità tutte e due, però fortunatamente, ma non lo so Alessà, quindi diciamo che stanno accadendo delle cose strane, però fortunatamente oggi 14 luglio non ci sono persone ferite oppure delle infrastrutture, solo qualche supermercato si vede nelle foto, diciamo, di alcuni supermercati, diciamo, in Indonesia oppure, diciamo, in Australia che sono caduti, diciamo, i generi alimentari per terra, ma nulla di che. Quindi ragazzi, per ora nessun danno a persona o cosa, l'aggiornamento è delle 3, quindi alle 15. In effetti per ora non si sa, per ora quello che si sa è che non ci sono feriti o danni a infrastrutture, edifici o altro. Sì, sì, l'ho letto poco fa pure io pensavo non avevo letto perché siccome scorrono tanti messaggi, poi ho visto il doppio scorso, sono andato in un sito americano, ho visto doppia scorsa Australia e Indonesia. E mo ho fatto il video per vedere se stavano feriti oppure qualche cosa, invece non ci sta nulla. Sono andato direttamente su un sito inglese, ho fatto la traduzione, non c'è nulla, sia di qua che di là, sia in Indonesia che in Australia, perlomeno fino alle 3 di oggi. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi non vi preoccupate, per ora perlomeno non ci sono né feriti né danni a cose o d'altro, perlomeno fino alle ore 15. Ci sentiamo più tardi in caso ci sarà qualche aggiornamento che spero non dovrò fare e se no ci sentiremo per qualche altra notizia. Ciao a tutti e buon pomeriggio.